Dopo l'intervento a sorpresa del Patriarca di Venezia, che si schiera apertamente a favore del fronte del sì all'autonomia del Veneto, ma ponendo un contemporaneo veto per l'indipendenza, prende parola anche il governatore Luca Zaia. Il Patriarca è la voce più autorevole che abbiamo assieme poi a tutti i vescovi del Veneto. A me fa piacere che ancora una volta prendano una posizione. Posizione che, a detta del presidente di regione, dimostra che questo del prossimo 22 ottobre non è il referendum della politica, bensì Il referendum dei Veneti e dei nuovi Veneti. Del resto la Chiesa non può che mutuare un sistema che già conosce da secoli, che è quello dell'autonomia e del federalismo al suo interno. E quindi pensare che anche il Veneto possa mutuare sistemi che la Chiesa ha già collaudato, penso sia un atto di coerenza da parte loro. E a chi gli chiede come mai in Lombardia la propaganda elettorale sembra essere per il momento più capillare nel territorio, con molte più affissioni che nel Veneto, risponde così. Ognuno ha le sue strategie. Alla fine vedremo, nel senso che noi non abbiamo voluto forzare, perché pensiamo che forzare significhi anche, come si può dire, rischiare di legittimare, parlo per il Veneto, non parlo per la Lombardia, di legittimare magari qualche riflessione politica. Io invece penso che nel momento in cui mettiamo nelle condizioni i cittadini di sapere, e di questo si sa che ci sarà un referendum, dopodiché ognuno è libero di scegliere cosa fare. Si sappia che il giorno dopo, se non ci sarà quorum, se non ci sarà voto maggioritario a favore del sì, nessuno può più parlare di autonomia, perché si chiude il capitolo dell'autonomia. Unico nemico da sconfiggere, l'astensionismo, conclude. Dite a tutti che quel giorno tutti noi veneti non abbiamo alibi. Andate a votare sì, andate a votare no, andate a astenervi, ma andateci.